Franco. Franco. 1, 2, 3. 1, 2, testing, prova microfono. 1, 2, piove, no. Eh sì, forse riusciremo a fare una canzone. Allora, incominciamo. Di solito facciamo un'introduzione abbastanza lunga, ma non è il caso stasera. Comunque vedo un sacco di voti qua giù, perciò se volete venire più avanti, fate il pugno. Vai. Sto aspettando signor Franco. 1, 2, 3, 4. Lei ha fatto una telefonata molto lunga e molto difficile, infatti lei ha fatto una telefonata molto lunga e molto difficile per tirarci fuori dal casa di riposo. Sì, infatti l'abbiamo suonato a casa di riposo questo Natale. Non mi ricordo come si chiama. Come si chiama? Amadeo. Amadeo, ok, qua vicino. Boh, non mi ricordo più. Lui non ricorda niente. È vero? Ok, andiamo subito avanti perché c'è un pericolo qua che finiamo prestissimo. E allora, eccole di nuovo.
2, 3, 4. Anche l'accento è perfetto, anche se qualche volta sentiamo proprio stupido. Vabbè, facciamo una canzone che abbiamo fatto quando era 68-69 su Cantagiro e ha avuto un po' di successo, ma non so se ha avuto successo su Cantagiro, e si chiama Lascia l'ultimo ballo per me. 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4. Leggevo... Sì, non ti dimentico. Dopo.
Come si chiama? Io lo so perché è scritto qua. Come si chiama ieri? Ah, ok, va bene. Ok, bisogna saper perdere. Sì, come Inghilterra ieri. Lui piangeva. Inghilterra perso. Io non lo guardo neanche. 1, 2, 3, 4. Che giro, 68. 28 giugno, effettivamente non l'abbiamo fatto ora. Che giro, 68. 28 giugno, effettivamente non l'abbiamo fatto da allora. Ma ci proviamo, va. Oggi il 28 giugno, un giorno come tanti, ormai è stato detto, non vedo un cambiamento. Oggi il 29 giugno, cammino alla strada, la faccia incontro il sole, e vedo te.
Chi? Maurizio Capucci. Capucci, ecco, sì. Lina Baroni? Lina Borloni. Grazie. Saputo. Un canzone che ho scritto insieme si chiama Ascolta nel vento. 1, 2, 3, 4, 1. La fa vedere come Non so Franco, non Ah, proprio. grazie. Thank you.
fatto molto bene per noi in America, pure qui in Italia. Una canzone che ho scritto insieme a Shel Shapiro. Vi faccio sapere che quando leggi i nostri brani, cioè gli autori, c'è scritto sempre Shapiro, ma invece no. Lui al tempo era un batterista, è ancora un batterista, però non era scritto al CI, perciò hanno messo il nome di Shapiro, ma ogni canzone dove c'è scritto Shapiro ci dovrebbe essere anche Shepstone. Infatti il 15 siamo a Garda a fare un concerto e Mike riceverà un premio perché ha scritto un sacco di successi in tutto il mondo, non solo in Italia. Non mi ricordo chi sono. Only M, Gloria Gaynor, 3 Degrees, Paolino Rubio, Signana Mascuri, Jota Sand. Ok, basta. Oh, cazzo sì, facciamo un piccolo pausa. Ti fanno un po' soffrire, perdonami perché non sanno cosa fanno, io soffro come te, se tu sei rosa triste, non mi accapetti mai, tu non li devi miei, perdonami se poi, qualcuno devi amare, e lo farai ti fanno un po' soffrire, perdonali perché non sanno cosa fanno, io soffro come te, se tu sei rosa triste, non li accapetti mai, tu non li devi odiare, perdonali se poi, qualcuno devi amare, e lo faremo. 1, 2, 3. E adesso tocca a voi di cantare. Tutte le donne cantano sha-la-la-la e le uomini piangi con me. E gli altri fai quello che vuoi. Allora, 1, 2, 3, 4. Piangi con me, piangi con me. Così. Facciamo un'altra cosa. Tutti i tifosi della Juve canta sha-la-la e i tifosi di Milano, Torino, piangi con me. Già dimenticato fare la cultura. 1, 2, 3, 4. Bravo signore, bravo. Ha vinto il premio. One, two, three. Baby,
2, 3. Sotto la montagna di paure e di ambizione c'è nascosta qualche cosa che non muore. Se cercate ogni sguardo dietro un muro di cartone, troverete tanta luce e tanto amore. Il mondo ormai sta cambiando e cambierà di più.
sapete che dopo tanti anni, 50 anni fa eravate fans, eravate pubblico, ma adesso siete tutti diventati amici, perciò per questo vi ringraziamo. No flirting. Ok. 1, 2, ok, 1. Ok. Conta tu, vai. Che colpo? Che colpa abbiamo in mano? Ma che colpa abbiamo?